Sappiamo che ogni partita è dura, ogni trasferta è sempre, diciamo, una montagna da scalare. Venire qui a Salemi non è facile, non è stato facile in un campo d'erba, ovviamente a cui non siamo abituati. È stato bagnato prima della gara e prima del rientro, dopo il fine primo tempo, però i ragazzi hanno dato il massimo. È vero che loro hanno colpito due pali, ma anche è vero che comunque ci siamo imposti sul piano del gioco, sul piano delle occasioni. Faccio i complimenti al loro portiere che ha fatto veramente, non lo so, 5-6 parate veramente da applausi, quindi non posso che essere soddisfatto. Gli errori ovviamente ci sono stati, ci saranno sempre, diciamo, sono categorie in cui si sbaglia anche a livelli più alti, ci mancherebbe altro, però l'importante è mantenere una compattezza, mantenere sempre un'idea di gioco, mantenere la calma, autocontrollo. Sono comunque vittorie che danno morale e che danno anche segnale a noi stessi e a tutto il campionato. Il campo a cui noi non siamo abituati un po' si è fatto anche sentire da un punto di vista, diciamo, fisico, però nulla di preoccupante, qualche crampo. Comunque dico, veniamo da una partita giocata mercoledì, un'altra domenica scorsa a Partinico, sono partite che richiedono un certo sforzo fisico, quindi nulla di grave. Ora siamo già pronti per giocare mercoledì, o meglio, da domani dovremmo essere pronti per giocare mercoledì e di nuovo domenica. Gestiamo le forze, la rosa è ampia, tutti possono giocare e tutti sanno che avranno il loro spazio, poi sta a loro, diciamo, meritarlo. È un esordio per questo campionato diciamo, inaspettato oggi, perché io non ero in programma, però la terza partita nel giro di 8 giorni, qualche acciacco, qualche piccolo infortunio avuto mercoledì hanno portato a questo. Dico, il ragazzo si è fatto trovare pronto, o meglio dico, non è ancora pronto, però da un punto di vista mentale, caratteriale c'è sempre. Queste sono le partite che ti fanno morale, ti fanno capire che comunque il gruppo è compatto, è coeso, ci giochiamo tutte le partite ad armi pari con tutte, non lasciamo nulla al caso, e queste sono, ripeto, partite che ti dimostrano che puoi fare un grande campionato perché siamo una bella squadra. Sono episodi, loro è vero hanno preso 2 pali, sono stati bravissimi, anzi faccio anche i complimenti alla squadra del Salemi, all'allenatore e a tutta la società, perché hanno messo su una bella squadra. È pur vero che il mio compagno di reparto ha fatto anche 2 o 3 begli interventi che potevano anche compromettere il risultato, quindi faccio anche i complimenti a Mirko, che è oltre ad essere un compagno di reparto è un mio grande amico. Il gruppo è il nostro punto di forza, perché tutto passa da là, passa dagli allenamenti, passa anche dalle volte che stiamo insieme extra campo, quindi per scherzare, per battuta, ho detto l'altra volta che vedo più i miei compagni che la mia famiglia, perché è vero, siamo sempre insieme, quindi il gruppo c'è, è forte e coeso. Ora a testa affrontiamo questa partita di Coppa che ci vede impegnati mercoledì. Noi come al solito daremo tutto, cerchiamo di portare il risultato dalla nostra parte e poi pensiamo alla partita di domenica. È stata una partita molto difficile, sono state molto bella, tra l'altro, un'azione da una parte e dall'altra, ma alla fine da grande squadra abbiamo portato a casa i 3 punti che sono meritati e voluti, che ci danno fiducia per il proseguo. Per quanto riguarda il mio rientro sono felice, perché sono stati dei mesi un po' difficili, dove la società, lo staff tecnico e la mia famiglia mi sono stati vicini. Spero di ritornare al meglio per dare un aiuto alla mia squadra. Non sapevo di giocare oggi, però alla fine il mister mi ha chiesto una mano e mi sono fatto trovare pronto. Questa maglia è molto importante per noi, per tutti gli altri ragazzi di questo paese e anche per i giocatori che vengono da fuori. Già hanno capito l'importanza di vestire questa maglia. Pensiamo a mercoledì, la partita di Coppa dell'andata, e poi domenica dopo domenica poi tiriamo le somme più avanti.